Bene, eccoci insieme anche oggi. È tornato a trovarci Silvano Fogarollo, che è il presidente dei carrozzieri veneti, nonché nazionali di Confartigianato. Le volte precedenti che l'abbiamo avuto ospite è sempre stato per questioni in cui gli interessi della categoria collimano con quelli di noi consumatori. Anche in questo caso andiamo in questo senso. Cioè, è un po' una sorta di Robin Hood Silvano Fogarollo, perché la battaglia che sta portando avanti ormai da tempo, insomma da mesi, è per garantire al consumatore cittadino la libertà di poter scegliere il proprio carrozziere senza alcun tipo di penalizzazione, assoluta libertà. Allora, succede che l'11 novembre la Confartigianato diffonde un comunicato in cui si dice: dalle promesse ai fatti, è stata finalmente recepita l'esigenza di intervenire con norme che difendano i diritti dei cittadini consumatori, perseguendo l'obiettivo della riduzione dei premi assicurativi, i premi delle assicurazioni si chiamano così, ma in realtà è quanto noi paghiamo per l'assicurazione, senza compromettere il livello qualitativo delle riparazioni e la conseguente sicurezza della circolazione stradale. Tutto questo perché è stato presentato un disegno di legge prima firmataria all'onorevole Sara Moretto che va in questa direzione. Ha proseguito nel comunicato Fogarollo: da anni affermiamo che la riduzione dei premi assicurativi, ricordo, la quota che noi paghiamo, rappresenta un interesse generale dei cittadini, soprattutto al fine di ridurre il gap con gli altri paesi dell'Unione Europea, relativamente ai costi delle polizze che in Italia negli ultimi 10 anni sono aumentati del 27,9%, quasi il 28%, vale a dire più del doppio che nell'Eurozona, vale a dire nell'Unione Europea, dove sono aumentate del 13,6%, 3 volte e mezzo in più che in Germania, dove sono aumentate dell'8%, e 4 volte e mezzo in più che in Francia. A questo comunicato, insomma, devo dire, di soddisfazione da parte dei carrozzieri, ha risposto il presidente dell'ANIA. L'ANIA è l'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione, Aldo Minucci, dicendo alcune cose anche pesantine, tant'è che Fogarollo reinterviene e dice: respingo con determinazione le gravissime quanto incaute insinuazioni apparse sulla stampa circa i presunti legami tra i carrozzieri indipendenti e la criminalità organizzata, al fine di simulare i sinistri, nonché i riferimenti al sistematico ricorso al lavoro nero e a occultamento di ricavi con relativa evasione dell'IVA. Insomma, Presidente, una risposta un po' scomposta a quella delle assicurazioni. Pesantissima, direi. Comunque vorrei partire un po' dall'inizio. Dal disegno di legge. Dal disegno di legge. A fine 2013 ci siamo trovati con un decreto legge d'urgenza presentato dalle compagnie di assicurazione in cui all'improvviso ci trovavamo davanti a uno sbarramento, a un muro. Mi ricordo che al Capranichetta a Roma abbiamo chiesto l'eliminazione dell'articolo 8, che era quello proprio che ci danneggiava in maniera esponenziale. Fatto questo... Per tradurre, se ricordo bene la questione, è che anche nel vostro mondo, come già in altri settori, si tende a creare un rapporto fiduciario, un rapporto privilegiato, nel caso tra l'assicurazione e alcuni carrozzieri. Certo, però rapporto non di collaborazione paritaria, io riparo, tu mi paghi, ma di strozzinaggio nel vero senso della parola, di abbattimento dei costi reali che un carrozziere ha nella sua carrozzeria, con vantaggio per la compagnia. Ed ecco che quando si parla di sconto sulla polizza mi chiedo: è il carrozziere che lo fa tramite la compagnia o è la compagnia che lo fa al consumatore? No, perché dai dati che dimostrate, no, direi che... È il carrozziere, perché se io sconto e sono fiduciario alla compagnia di assicurazione un 10, un 15, un 20% della mia tariffa oraria, poi questa mi porta anche i ricambi, giusto? Io do tutto alla compagnia e questa può disporre di denaro per fare uno sconto sulla polizza, come abbiamo detto poc'anzi. E il risultato è che è il carrozziere che fa lo sconto, non la compagnia, secondo il mio punto di vista. Cosa che peraltro non mi sembra che neanche facciano le compagnie, onestamente. No. Devo dire che in 10 anni sono aumentati di un sacco e mezzo di volte in più che in Europa, quindi... Sì, posso proseguire? Sì, assolutamente. Sì. Allora, tornando al discorso di gennaio 2014, dopo la presentazione di questo decreto d'urgenza, giusto, l'abbiamo eliminato, l'abbiamo proprio cassato, mandato via, con l'apporto di tutti i parlamentari
veneti e italiani che ci hanno dato una mano. Da questo è nata l'idea. Cioè non è arrivato in Parlamento? Non è arrivato in Parlamento, però parliamo che, lo chiamiamo decreto Zanonato, ha ripresentato un disegno di legge Zanonato, scusi, ha ripresentato tanto e quanto era stato eliminato come disegno di legge che è stato dormiente fino ad oggi. Oggi sembra che la sottosegretaria Vicari voglia ripristinare quanto era stato eliminato a gennaio e farlo proprio del governo. Noi abbiamo pensato, invece di stare sempre in trincea, di uscire, non di portare un attacco, ma di tentare di argomentare perché noi non siamo d'accordo su quanto dicono le compagnie di assicurazione. Ce lo fa capire? Sì. Veniamo sempre additati e messi alla gogna come quelli che fanno aumentare la polizza. Io ho già scritto a metà anno a Minucci dicendo che se c'è una commedia negativa, il carrozziere non è il primo attore, ma ci sono periti, liquidatori e assicuratori, carrozzieri compresi, ma anche consumatori, che chiedono di fare delle furbate. Le compagnie hanno delle armi in mano per contrastare questo e non lo fanno. Come mai? Valutano, primo, i benefici e i costi se procedere con una causa contro il consumatore e fanno le loro valutazioni. La seconda cosa è che se va avanti un ragionamento di lasciamoli fare, vanno a colpevolizzare tutta la categoria, siete dei banditi, fate dei bidoni. Ma loro sono complici perché non fanno niente per fermarli e guarda caso le carrozzerie che hanno meno controllo sono più portate a fare delle furbate perché non essendoci un controllo peritale o poco controllo, il carrozziere magari per indole ci sguazza un po'. Quindi lei non è tenero verso i suoi colleghi però? No, diciamo che io vorrei. Tu sei fiduciario, io sono indipendente, tu ripari le macchine dei tuoi clienti, io dei miei. Siamo pari davanti al sistema liquidativo, che è un sistema che era decretato dalla legge 990 a suo tempo, ha capito? Di conseguenza io non chiedo niente di più e non voglio dare niente di più ai carrozzieri fiduciari, solo una parità di diritti per tutti quelli che sono carrozzieri e che esercitano una professione con correttezza. Mentre invece quello che sta succedendo, mi corregga se non ho capito bene, è che le compagnie di assicurazione, adducendo il fatto che nell'aspetto di quando si aggiusta l'automobile, insomma, quindi si chiedono poi il risarcimento dei danni, ci sono troppi furbi, preferiscono stabilire un rapporto diretto con alcuni carrozzieri, come lei diceva prima, in qualche maniera tirando sul prezzo in maniera eccessiva, è così? Certo, pattuiscono una tariffa ridotta, pattuiscono uno sconto finale, ti chiedono l'auto sostitutiva gratuita, il soccorso stradale fino a 20 km, 25 è gratuito e altre cosucce. Il carrozziere, davanti a tutto questo, in un momento di magra come siamo oggi, magari accetta per poi mangiarsi le dita in quanto non riesce a far fronte ai propri impegni, con un risultato che bisogna che faccia il furbo. Okay. Non puoi dirmi però, devi lavorare sotto costo. Allora, questo è chiaro, chi è che può darvi torto? Sull'altro aspetto, secondo me, però c'è un elemento debole, che dovreste guardare anche in casa vostra, però. Perché lei dice le compagnie di assicurazione facciano i loro, controllino, tengano sotto tiro i periti e compagnia cantante. Però voglio dire, anche voi fate la vostra parte. Perché... Certo, però noi non possiamo, non abbiamo documentazione come associazione, non abbiamo documentazione di un sinistro in cui c'è il dubbio che sia stato costruito. Le compagnie sì. Capito? Perché le compagnie hanno una denuncia, la verificano, hanno degli studi peritali in cui... forse anche intervengono però.
Cioè, laddove Diciamo loro si rendano poco, molto poco, E che interesse hanno a non intervenire? per colpevolizzare tutta la categoria. E quindi portare a casa quel risultato. Esatto, perché lavorano a lunga gittata e vogliono la gestione del sinistro partendo da, all'inizio quando ti vai a assicurare sei un numero di polizza, poi se hai bisogno di un intervento perché hai avuto un sinistro, sei un numero di sinistro, la compagnia vuol chiudere il cerchio gestendo il tutto e per tutto. E credo ci sia un po' un conflitto di interessi. Io ti assicuro, io ti controllo e io ti pago, ma sono sicuro io automobilista che mi paghi il giusto? Ed ecco che il carrozziere indipendente, che non è legato né alla compagnia né anche al privato, al consumatore, che fa la sua parte. Il carrozziere fiduciario, che deve rendere conto alla compagnia di assicurazione, fa veramente la parte del consumatore, è dalla parte del consumatore o è più dalla parte della compagnia che è quella che invia, fra virgolette, molto poco il lavoro da fare? Bene, concludiamo qua su questa domanda. L'unica cosa che mi pare certa è che le assicurazioni sulle auto, che sono in Italia obbligatorio, ogni anno aumentano. E questo in ogni caso va evidentemente a detrimento del nostro portafoglio e in questo caso la presenza dei carrozzieri indipendenti sicuramente può fungere da calmiere. Grazie, buon lavoro, buona battaglia. A lei. Grazie a Silvano Fogarollo, insomma in qualche maniera devo dire in questo sicuramente un po' un Robin Hood a tutela dei nostri diritti. Lo ricordo, è il presidente regionale e nazionale dei carrozzieri di Confartigianato. Grazie, alla prossima.